e pace mia madre. Ti adoriamo, glorifichiamo. Grazie per la tua Signore del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che Padre, pietà di noi, perché tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria. Preghiamo. Il mistero che celebra in questa liturgia di lode, perché sceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo di raggiungere Cristo nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella disse che voi, Giovanni battezzò con acqua, e tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo quale ricostruirai il regno di Israele? Ma egli a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo, che scenderà su di voi, e di noi a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, ai fini della terra. Detto che mentre lo guardavano, fu elevato in alto e lo sottrasse ai loro occhi. Essi cielo, mentre egli se ne andava. Quando ecco 2 uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, questo Gesù che di me è stato assunto verrà allo stesso modo in entrare in cielo. Parola di Dio. Grazie. Oh, del tra canti di gioia. Di gioia.
Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché è grande Re su tutta la terra. Ascende l'ore tra di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra di gioia, perché Dio è Re di tutta la terra. Cantate inni con arte, il suo trono santo. Ascende il Signore tra di gioia. Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Cristo vi dia uno spirito e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro racchiude la sua eredità e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e al di sopra di ogni forza, e che viene non solo nel tempo, quello futuro. Tutto esso sotto i suoi piedi, alla Chiesa come cose. Essa è il corpo di colui che compimento di tutte le cose. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Andate e fate discepoli del Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò: a me è stato in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, insegnando loro ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Gesù, autore del peccato e della morte,
ci ha preceduti nella dimora del cielo per darci la speranza che dove Lui, capo e primogenito, noi sue membra, la stessa gloria. Nell'umanità di Gesù alla destra del Padre siamo già presenti anche noi, vivendo nella grazia di cui ci ha fatto dono l'inizio degli Atti degli Apostoli. L'Evangelista Luca ha posto l'azione di Gesù, la comunità che diventa consapevolezza della comunità cristiana e raccolta attorno a colui che è il vivente. La Chiesa, noi Chiesa, comunità cristiana, viviamo la fede in Gesù Cristo, illuminati dallo Spirito Santo. I 40 giorni dopo l'azione sono il tempo in cui risorto la comprensione del regno di termini politici, ma in tempo di salvezza. Giorni trascorso inno di conversione, di missione per continuare ai progetti di Dio. Con i suoi discepoli Cristo li illumina della sua venuta, della sua definitiva partenza e nel cenacolo della sua morte e della sua risurrezione. A tavola con i suoi discepoli, come risorto, ordina loro di essere da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, rivestiti dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, testimonianza sarebbe vana, i loro inutili. E lo Spirito realtà del regno, per mostrare la loro che riceveremo. L'Evangelista Luca parla del battesimo di applicato da Giovanni il Battista e quello dello Spirito, di cui saranno beneficiari in tempi voluti dal Padre Celeste. E noi viviamo questo tempo. Con l'ascensione al cielo Gesù afferma che i credenti non hanno più bisogno di una presenza visibile, ma della presenza visibile e concreta nei sacramenti, della parola che saranno all'umanità e dovrà vivere di speranza che si sottrae ai discepoli, vita attraverso i suoi angeli, andare in alto, come se si fosse allontanato per sempre. Gesù sarà presente sacramentalmente nel mondo fino al giorno che tornerà allo stesso modo in cui l'hanno visto andare in cielo. È quello della memoria viva, memoria di un vivente che è stato costituito Signore del cielo e della terra. È il tempo della Chiesa in cui l'invisibile del Signore attraverso della grazia, dello Spirito. Il Vangelo che Cristo ci ha fatto eredi ci garantisce la sua presenza fino alla fine del mondo. La realtà che la Chiesa, nostra madre, ci propone se ne siamo figli fedeli, coerenti nella fede. Tutti noi cristiani abbiamo il compito di proclamare e nello stesso tempo di testimoniare il suo Vangelo.
La fede cristiana non è passiva, ma è un cammino di missione nel mondo e per il mondo intero. Gesù assiste la Chiesa, la bella notizia della salvezza attraverso i sacramenti, la parola. I fedeli, non stanchiamoci, l'avvenimento più importante della storia umana, quale la sua risurrezione, la sua ascensione e domenica prossima il dono dello Spirito Santo che invaderà il nostro. Facciamo tesoro della parola di Gesù che ci invita ad amarci perché Lui ci ha amato e che il suo Spirito nel compiere sempre il bene brilli in noi la luce della salvezza. Gesù asceso al cielo è vicino, non si è allontanato, è presente in ogni creatura di tutti i tempi, perché non ci sia il nostro e la nostra presenza sta a indicare che vogliamo veramente continuare a credere e a rendere la fede che abbiamo ricevuto nel battesimo. Proclamiamo il simbolo apostolico che troviamo nel foglietto breve del credo. Io credo, Padre, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, a destra del Padre, e di Spirito Santo, la Santa Chiesa, la comunione di Santo, missione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, asceso al cielo, siede alla destra del Padre e intercede per noi. Con fiducia eleviamo a Lui la nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore, per la Chiesa fondato per continuare nel mondo la sua missione. Sappia offrire a tutti la novità e la ricchezza del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore, per le autorità dello Stato, promuovono il progresso e la concordia nel rispetto della libertà, della giustizia e della dignità di ogni persona. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore, per quanti operano nell'ambito della comunicazione sociale, con responsabilità e sensibilità umana e cristiana, sempre la verità e la libertà. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore, per la nostra comunità. La festa dell'ascensione del Signore risvegli in ciascuno di noi il desiderio del cielo e ravvivi la nostra fraternità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio Gesù e lo hai innalzato alla tua destra, donaci di conformarci a Lui per giungere a contemplarlo nella gloria del cielo e lì vive e regna nei secoli dei secoli. Canto
canto numero 4. A te, Signor, leviamo i cuori, Signore l'idonia, quel pane bianco che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro. Dallo Signore benedici. A te, Signor, leviamo. A te, Signor, noi l'idoniamo. Gioie, dolori, fatiche e speranze nel sacro calice poniamo. Accettali, Signore, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi adoriamo. Pregate, fratelli, che il Dio e il vostro sacrificio sia Padre onnipotenza. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio. Per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, nostro Signore. Il Signore sia con voi, i nostri cuori. Prendiamo, Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, è salito al cielo, contemplato, mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per la nostra condizione umana, ma per darci fiducia che dove Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, la stessa gloria. Per questo, nella piena pasquale, esulta su tutta la e le schiere degli angeli cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, Santo Signore, Dio dell'universo, i cieli sono pieni di gloria. O vedo colui che viene, è il Signore, Anna nell'alto. Veramente santo, ti prego, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per il corpo, Signore nostro, consegnandosi volontariamente alla passione, Padre, lo diede ai suoi discepoli. Frateli, questo è l'offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato il calice, lo diede ai suoi discepoli e disse: bevete, questo è il sangue per la nuova, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Di me. Mistero della fede. Facciamolo con la morte, Signore. Nella tua risurrezione del tuo Padre, il pane dice della salvezza, rendiamo grazie perché ci hai resi degni di presenza del servizio sacerdotale. Umilmente la comunione nel Cristo, lo socilio di ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa e qui convocata nel giorno dell'ascensione. Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Nell'amore, in ogni Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bru, presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili il volto di misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Madre di Dio, San Giuseppe, sposo di Sant'Antonio e tutti i santi in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo. Cristo con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito, ogni onore e gloria ai secoli dei secoli. Insieme preghiamo tutti coloro che soffrono e sono deboli di fede. Padre nostro, che sei sia santificato, venga il cuore fatta così ci oggi e rimetti i debiti, li rimettiamo darci alla fede, ma liberaci, Signore, mali, e con l'aiuto della tua amica vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nella compia la beata speranza del nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto lì, vi lascio la pace, vi do la... Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e pace secondo la tua volontà, regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Guido la mundi, miserere ovi, agnus Dei, guido la mundi,
miserere agnei idoli peccata mondi la comunione del sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia, difesa dell'anima. Ecco ecco il peccato. Beati gli invitati alla o Signore di pazienza, ma di soltanto una parola. Quanto alla comunione, sei tu, Signore, 412. Sei tu, Signore, il pane, e tu cibi per noi, sua vita, sei vivo, dell'ultima sua Gesù suo, prende pane e vino, mangiate questo pane ed in me vivrà, chi beve il vino poi sorgerà. Cristo il pane vero, diviso fra noi, formiamo un solo, la Chiesa, e porti la sua croce, in lui tu regni, se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.
Preghiamo. Dio Nipotente, che alla tua Chiesa peregrina sulla terra fai gustare i desideri del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella terra, nostro Signore. Nella solennità della nazione hanno consegnato certe raccolte e pastorali per i bambini che vivono nelle case. Sì. Consegna però l'impegno di tanti e delle difficoltà subito anche qui nel nostro territorio. Vari enti e associazioni stanno raccogliendo per chi vive in Emilia Romagna l'età dell'alluvione. Sono fratelli nostri, meno fortunati di noi, hanno perduto tutto, di aiutare per quanto si può. Continua la preghiera del Rosario ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 18. Ma per la prossima coste, alcuni ragazzi di passare della gioventù, buona, la Santa Messa di offrire per il costo del viaggio, per chi pare ovviamente. Con voi il Cristo dica Padre, la messa è finita, andiamo in pace. Il mio ordine che anche se piccole si vedi da onde anime al gran poi tampoco preferi parce che poi libere in cornia perché ogni anime mi benedirà. Tampuare ed io mi darà i superbie grandi storie dall'ismo al debole al sace di ogni senso che non che lui promesse la veda ai deboli